Bentrovati amici, oggi parleremo di Suor Chiara Di Mauro, una donna da scoprire. Abbiamo dato questo titolo alla trasmissione di oggi. Abbiamo sempre bisogno di punti di riferimento, di personaggi che possano, come dire, aiutarci nel cammino di fede. Oggi lo faremo ricordando questa suora, lo faremo assieme alla nostra ospite, alla quale do il benvenuto, Marilena Mangiafico, e lo faremo ovviamente con Don Salvo Bucolo. Don Salvo, abbiamo scelto questa figura di donna, una suora vissuta non tanti anni fa, ma che ormai è morta. Perché? Allora, la puntata di oggi è un po' particolare perché focalizziamo una persona non tanto conosciuta, quindi chiaramente questa trasmissione diventa un'opportunità per far conoscere come dalle nostre parti, in questo caso a Siracusa, nel secolo scorso abbiamo avuto una donna, una mistica, che ha tanto da darci nel mondo di oggi, tant'è vero che è nata da recente proprio l'associazione Amici di Suor Chiara Di Mauro, di cui abbiamo una referente principale, Marilena, e sono qui proprio per far conoscere come dalle nostre parti ci sono delle storie straordinarie, delle storie attuali, e in questo caso di una donna che è tutta da conoscere. Ma adesso ascolteremo Marilena che ci dà la possibilità di approfondire chi è questa Suor Chiara Di Mauro. Suor Chiara Di Mauro, che la regia già ci ha fatto intravedere con alcune foto. Come ha scoperto questa suora? Intanto buon pomeriggio, grazie per l'invito. Per me Suor Chiara Di Mauro è stato un dono che mi ha trasformato la mia vita. L'ho conosciuta per motivi di studio, sono infatti laureata in scienze religiose e Suor Chiara è stato oggetto della mia tesi di laurea. Quando ho iniziato ad approcciarmi a questa figura, nonostante avessi studiato anche storia della Chiesa locale, non ne avevo mai sentito parlare, quindi ho cercato anche nel web. Mi sono accorta che anche su internet non c'erano notizie a lei riconducibili. La mia ricerca è quindi partita dal luogo della sepoltura, dove è sepolta Suor Chiara alla chiesa dei Frati Cappuccini di Siracusa. E qui nell'archivio storico dei Frati Cappuccini ho trovato un vero e proprio tesoro, 8 faldoni riconducibili a Suor Chiara, con manoscritti, testimonianze di guarigioni, oggetti appartenuti a Suor Chiara ancora avvolti nei fogli di giornale del tempo. Ecco, la stiamo vedendo. Sì, Suor Chiara abbiamo tutte queste... E queste scarpe sono appartenute a lei? Queste scarpe sono le sue scarpette che danno proprio la dimostrazione di quanto lei abbia camminato per andare incontro agli ultimi, ai poveri, ai bisognosi. Noi dobbiamo dire grazie di tutto questo a un frate cappuccino, padre Samuele Cultrera, che tra gli anni 30 e gli anni 50, proprio per dar conto della fama di santità di Suor Chiara e probabilmente anche nella speranza che potesse essere avviato un processo di beatificazione, raccolse ogni tipo di documentazione a lei riconducibile. Questi 8 faldoni e altri 2 custoditi presso l'archivio diocesano di Siracusa costituiscono proprio il corpus dedicato a Suor Chiara. Qual è la particolarità di Suor Chiara? Perché ne stiamo parlando? Perché l'ha colpita così tanto? Allora, Suor Chiara Di Mauro è una figura dei giorni nostri. Abbiamo detto che è una figura contemporanea. Sì, infatti abbiamo detto una donna da scoprire. Donna perché? È stata anche una madre. Donna perché è stata prima di suora, figlia, moglie, madre, mistica. Suor Chiara Di Mauro al secolo Adelaide ha vissuto in un periodo storico particolare in cui erano i genitori a scegliere per i figli e dopo i genitori per le donne i mariti. Per cui Adelaide fu costretta al matrimonio. Lei fin da bambina ebbe un rapporto particolarissimo con Gesù, con la Madonna e desiderava farsi religiosa. I genitori invece la costrinsero al matrimonio con un buon partito, un cancelliere presso il tribunale di Siracusa,
E lei alla fine accettò per ubbidienza. Una delle virtù più grandi di Suor Chiara è stata proprio l'ubbidienza. Per ubbidienza accettò il volere della famiglia, sposando un uomo che non amava, ma non amava perché il suo amore era solo ed esclusivamente per Gesù. Da questo matrimonio nascono 3 figli, 2 femminucce, Lucia e Maria, che moriranno in tenerissima età, e il secondogenito Alfredo, che invece seguirà un po' più da vicino le sorti della mamma. Rimane vedova giovanissima a causa della febbre spagnola, il marito morirà dopo 10 anni di matrimonio. Stiamo parlando di un periodo storico particolare, erano? Siamo in pieno dopoguerra, ovviamente prima guerra mondiale, quindi una Siracusa che faceva fatica a risollevarsi dalla crisi economica, politica dovuta alla guerra e poi da questa pandemia che mieteva ovviamente... Ecco, stiamo dicendo che era una donna sposata, poi è rimasta vedova con un figlio. Com'è che poi è riuscita a farsi suora? È riuscita a farsi suora perché la consuetudine del tempo avrebbe voluto che lei tornasse ad abitare in famiglia. Invece Adelaide, anche in conseguenza del fatto che ha ricevuto diversi doni, diversi carismi da Gesù, ma il primo, il più grande, è stato quello delle estasi. Quindi andava spessissimo in estasi e nel periodo di vedovanza questi momenti di estasi aumentarono notevolmente. Per cui anche per allontanarsi dallo sguardo curioso dei siracusani, scelse di andare ad abitare in una grotta in contrada Grotta Santa e porterà con sé il figlio Alfredo. In questa grotta, che era una vera e propria caverna abitata da scorpioni, scarafaggi, ragni, lei si sentiva in paradiso, diceva: questo è il paradiso in terra, perché in questa grotta ebbe tante visioni di Gesù, della Madonna, di Santa Chiara. Tutto questo è documentato. Lei ha trovato in questi faldoni questi episodi, questo frate che parlava di questa suora, per chiamarsi Suor Chiara, poi evidentemente è stata una suora francescana. Una clarissa. No? Una clarissa. Sì, perché durante questi momenti di estasi portava, ho detto, con sé il bambino, lo portava con sé il bambino, parlando in famiglia diceva: mamma mia è una santa, sta sempre con le mani in alto e gli occhi al cielo, descrivendo così i momenti di estasi della mamma. E lei ovviamente si rende conto che quella non è una vita data ad Alfredo, questo è il nome del bambino, e quindi chiede aiuto e conforto a padre Samuele Cultrera, il frate che poi è anche il suo più grande biografo, che ha raccolto tutti questi documenti. E padre Cultrera le consiglia di entrare in clausura. Quindi Suor Chiara si trasferisce a Messina portando con sé il figlio, perché a Siracusa non c'erano monasteri di clausura. Per un periodo di tempo sarà ospite presso l'Istituto delle Figlie del Divinzelo del canonico Annibale Maria di Francia. Ma tutta questa storia è bellissima, sì. Questa Adelaide, già questa suora mi fa simpatia perché portava il mio nome, quindi sto imparando a conoscerla adesso attraverso la nostra ospite. Ecco, cosa le ha regalato, cosa le ha donato di speciale, perché vite di santi ne abbiamo tante, Don Salvo, quindi qui in questo caso addirittura si è costituita un'associazione proprio perché, spulciando un po' fra queste carte, hanno scoperto che proprio nella nostra terra, addirittura a Siracusa, è vissuta una donna, una suora che è morta in odor di santità, e quindi è chiaro che voi volete portare avanti questa causa di beatificazione che ad un tratto si è arenata. Ecco, è bello sapere che ci sono state tante persone nella nostra terra con una vita esemplare, bellissima, anche se poi non sono state definite o proclamate sante. Però tutto questo ci arricchisce, è un patrimonio della Chiesa comunque, perché qui la nostra ospite ci sta appunto testimoniando come aver scoperto questa figura di donna per lei è stato edificante. Tra l'altro una donna con una storia un po' particolare, che magari giustamente potrebbe anche un po' disturbare la nostra sensibilità, il fatto che poc'anzi diceva
che vabbè, a quel tempo la donna magari non sceglieva il suo futuro, ma un po' i genitori, il papà, sceglieva per lei, no? Quindi una donna che probabilmente nel cuore sentiva questa chiamata di Dio, questa chiamata speciale a Dio, questa consacrarsi a Dio, poi in realtà per volontà della famiglia si è trovata a sposarsi, solo che, e questo è misterioso, è straordinario, cioè quando Dio ha un progetto per una persona, magari si potrebbero allungare i tempi, magari la storia si potrebbe intrecciare, complicare, ed è una cosa normalissima, però poi vediamo che di fatto Suor Chiara poi vive la sua vocazione, vive la sua chiamata e ci racconta di queste esperienze di estasi, che sono cose chiaramente straordinarie, cose che sono anche doni speciali, perché non sono cose tutti i giorni. In ogni caso Dio interviene anche in questo modo, cioè la modalità di Dio di agire nella vita di una persona è straordinaria. E poi una donna che sicuramente non si è fermata, ma anche quello che poc'anzi è stato detto, ha questa intimità col Signore, ma si è messa a servizio dei poveri, si è messa a servizio degli altri. Questo è molto importante. A volte pensiamo alla santità come una sorta di alienazione. Io mi rifugio in Dio, l'importante è che sto bene con Dio. In realtà, ma questo ora lo scopriremo ancora di più, quando uno incontra il Signore, poi il suo cuore si proietta agli altri. L'amore di Dio si infiamma così tanto che si riversa verso le persone che il Signore mette lungo la strada. E quindi scoprire che nella nostra terra, ma è pienissima la Sicilia, basta pensare a Sant'Agata e Santa Lucia, no? Santa Rosalia, hai voglia. E scoprire questi volti di santi ci fa vedere come la nostra terra è una terra veramente benedetta dalla santità. Sì, benedetta alla santità, e poi queste donne veramente eccezionali che riescono a lasciare un segno. In questo caso Suor Chiara di Mauro rischia di essere dimenticata, ma ci sono tante persone che invece hanno scoperto la loro storia e che vogliono farla conoscere, perché veramente, come dicevo poc'anzi, un patrimonio della nostra terra, e che certamente far conoscere queste storie è bello, e noi continueremo a parlare di Suor Chiara fra pochissimo, appena qualche secondo di pubblicità. Tra poco. Eccoci, stiamo parlando di Suor Chiara di Mauro, una suora vissuta a Siracusa tanti anni fa, morta in odor di santità. C'è un'associazione che vuol portare avanti la causa di beatificazione, si chiama Amici di Suor Chiara di Mauro, e abbiamo qui un esponente di questa associazione che è Marilena Mangiafico, che ha scoperto casualmente la storia di questa suora, ha scoperto che era una mistica, ha scoperto i tanti doni spirituali che questa suora aveva grazie a chi li ha trascritti mentre lei era in vita e anche subito dopo la sua morte. Ecco, aver incrociato la storia di Suor Chiara, cosa ha voluto dire nella sua vita? Beh, per me è stata un'esperienza importantissima, innanzitutto perché io sono una persona pragmatica. Difficilmente mi faccio influenzare da eventi particolari, invece aver conosciuto la storia di Suor Chiara e di tutte queste virtù che ha ricevuto da Gesù e di come sono state anche vissute da lei con umiltà. Diciamo, Suor Chiara di Mauro era una donna proveniente da una famiglia facoltosa, di una buona famiglia, per cui l'avere scelto di lasciare tutto, di donarsi completamente ai poveri, ovviamente in così poco tempo. Ma lei parla anche di coincidenze, di relazioni con la sua vita. Lei in un certo senso si sente chiamata a far conoscere la storia di questa suora, perché la ritiene così importante, perché lo è stato nella sua vita. Io parlo spesso, quando parliamo di Suor Chiara, di Dio incidenze, ma a partire proprio dal mio primo incontro, perché quando io
pensato di fare questa tesi e non ho trovato nulla su internet, ho chiesto all'archivio, al bibliotecario dell'archivio dei frati Cappuccini se avessero documenti riconducibili a Suor Chiara, e lui mi rispose: se tu mi avessi chiamato 2 giorni fa ti avrei detto che qui non c'è nulla. Invece proprio 2 giorni fa, mettendo ordine in alcuni archivi, in alcuni armadi, abbiamo trovato tanti volumi riconducibili a Suor Chiara, quindi se vuoi venire a consultarli. Quindi questa è stata già per me la prima stranezza, quasi un invito a farmi conoscere agli altri, a farla conoscere, tant'è che dopo la laurea ho cercato anche di colmare le lacune nel web, ho creato un sito web dedicato a Suor Chiara, una pagina Facebook, un canale YouTube, quindi adesso Suor Chiara è social, e per ultimo abbiamo appunto creato questa associazione di cui sono la presidente e che ci dà sempre tanto. Noi tutte le volte che ci incontriamo nel nome di Suor Chiara, per incontri, per conversazioni, sentiamo proprio la sua presenza. Ci sono tanti avvenimenti che sono capitati dopo nella mia vita che io faccio anche fatica a raccontare, che sono veramente mie e di Suor Chiara, perché temo a volte di essere presa per matta, ma io sento molto la sua presenza accanto a me. Don Bucolo, i santi sicuramente sono dei grandi intermediari, ecco? Intercedono per noi, ecco, c'è il rischio di idealizzarli troppo, di crearci degli idoli, oppure far sentire accanto la figura di un santo comunque ci richiama a questa fede in Dio, no? Perché i santi hanno avuto fede in Dio, sono santi proprio per quello. Allora, il problema non è del santo, dei santi, il problema semmai è come noi ci relazioniamo ai santi, no? Cioè quali sono le nostre aspettative, quali sono il nostro modo di metterci in relazione a loro, perché è chiaro, innanzitutto il santo è un modello reale e concreto. Io penso che qui non si vuole soltanto far conoscere Suor Chiara di Mauro perché è giusto farla conoscere, ma l'intento primario della Chiesa è quello di proporre dei modelli che sono possibili perché mostra la creatività di Dio. Quindi probabilmente il far conoscere Suor Chiara di Mauro può diventare un esempio di vita, un esempio di donna, un esempio di donna che con le sue difficoltà si scommette nella vita perché ha la presenza di Dio nella sua vita. Quindi sicuramente il primo esempio è quella della imitazione, questa è una cosa molto importante. A volte quando guardiamo i santi ci fermiamo soltanto alla intercessione, che è importante perché crediamo che tramite i santi noi possiamo usufruire tante grazie. Noi siamo qui a Catania e quante grazie tramite Sant'Agata oppure Santa Lucia. Ma in questo caso, oltre all'intercessione, è importante l'imitazione di questa donna tenace, di questa donna che non ha avuto una vita facile, di questa donna che poteva forse paradossalmente sentirsi quasi abbandonata da Dio, perché è chiaro nei momenti bui è normale che uno si chiede: ma dove sei Dio? Cosa hai nella mia vita? Quale progetto hai? Invece lei è rimasta sempre fedele, lei ha sempre creduto al suo Signore, lei ha portato avanti il suo progetto. So anche, leggendo un po' gli scritti, che lei aveva il desiderio, forse anche per rivelazione, di portare avanti un convento di Clarisse, che poi di fatto non ha pienamente realizzato. Ma non è importante cosa realizziamo, ma del fatto come noi crediamo alle cose grandi. Noi a volte pensiamo che la vita di una persona riesce in base a quello che realizza sulla terra, ma alla fine quello che facciamo sulla terra è sempre troppo piccolo. Noi siamo chiamati per un progetto grande, magari quello che sulla terra mi chiama però fa mostrare quella passione per qualcosa di grande. Quindi in punto Suor Chiara di Mauro diventa anche segno di una donna che ci insegna a essere tenace, a essere perseveranti fino alla fine e a non arrendersi. Nel progetto di Dio, perché lei voleva subito consacrarsi a Dio, la famiglia l'ha invece costretta a sposarsi, però se il Signore aveva quel progetto nei confronti
di Suor Chiara, poi in realtà lo ha portato a termine. Possiamo Esatto. anche dire questo? Penso che questo forse potrebbe darci luce Marilena su questa... Sì, sicuramente, il progetto di Gesù nei confronti di Suor Chiara si è attuato pienamente. E vorrei dire anche un'altra cosa, Suor Chiara è stata molto osteggiata anche da una parte del clero importante del tempo, eppure lei ha mostrato sempre umiltà ed ubbidienza. Non è mai uscita dalla Chiesa solo perché alcuni dicevano che era una matta o era una visionaria o che si inventava le estasi o le stimmate o altro. Ci sono delle grazie o dei miracoli che le vengono attribuiti? Ce ne sono tante di grazie e di guarigioni prodigiose avvenute per sua intercessione. Ma ai tempi o anche adesso? Sia in passato sia recentemente. Una guarigione di una bambina affetta da una malattia agli occhi in periodo di Covid, quindi stiamo parlando in tempi recenti. È guarita dopo aver pregato sulla tomba di Suor Chiara, la mamma pregò sulla tomba di Suor Chiara, è ampiamente documentata anche da relazioni mediche, quindi comunque Suor Chiara si manifesta ancora oggi. Quindi a chi crede, chi prega per avere un suo aiuto dall'alto, ci sono queste grazie. Sì. Del resto ai tempi veniva definita la monaca santa, quindi la sua notorietà, la sua fama era forte ai tempi in cui lei viveva. Vogliamo ricordarli? Erano gli anni 30? Suor Chiara morirà nel 1932, è coeva di Padre Pio in effetti, solo che Padre Pio è morto in età avanzata, lei invece è morta giovanissima a 40 anni. Era definita la monaca santa non solo per le virtù e per le guarigioni prodigiose che si verificavano per sua intercessione, ma anche perché ricevette tanti carismi da Gesù. Abbiamo parlato dell'estasi, ma Suor Chiara aveva anche le stimmate alle mani, ai piedi, al costato, alla fronte, tipiche della corona di spine. Ebbe il dono della profezia, delle scienze infuse, ma uno dei doni più grandi, più straordinari, è stato quello della comunione mistica. Suor Chiara riceveva la comunione direttamente dalle mani di Gesù. E questo non per sentito dire, abbiamo tantissime testimonianze perché avveniva alla presenza di persone che quindi si sono trasformati in testimoni inopinabili dei prodigi che avvenivano in Suor Chiara. Lei la notte tra il giovedì e il venerdì andava in estasi, le si aprivano le stimmate alle mani e ai piedi e a mezzanotte un'ostia miracolosamente gli si poggiava sulla lingua, portata chi diceva dagli angeli, chi da Gesù. In effetti era Gesù che la comunicava. Quindi c'erano testimoni oculari di questo. Testimoni oculari, anche testimoni, c'è per esempio una testimonianza che noi leggiamo spesso di una suora che era molto scettica e volle partecipare a questo momento perché era convinta che Suor Chiara si nascondesse della garza in bocca. E solo quando ha visto con i suoi occhi il prodigio che si è verificato, ha creduto e ha lasciato testimonianza di questo momento. Don Bucolo, 2 minuti, Sì. Sono dei segni che il Sono Signore dei segni, dà esatto. anche agli altri, cioè affinché si creda. Allora, quello che mi piace molto è il fatto che, perché chiaramente dinanzi a questo qualcuno potrebbe giustamente tranquillamente credere, qualcuno potrebbe avere delle obiezioni e dubbi, tipo poco fa citava da parte del clero, no? Ora, io credo che una delle virtù importanti del santo è l'umiltà e la comunione con la Chiesa, perché ci può stare, ma anche Padre Pio, per andare lontano, tanti altri santi hanno avuto problemi con la Chiesa ben comprensibili, no? Perché a volte ci sono degli eventi che uno dice no, non è possibile. Ecco, io credo che uno dei segni grandi della santità è che la persona, anche se non capita, anche se giudicata soprattutto all'interno della Chiesa, rimane in umiltà e in obbedienza. Questo per me è una testimonianza grandiosa, per me è un segno importante. Il fatto che sento che Suor Chiara mostrava questo, per me è un insegnamento, anche per me sacerdote, no? Possa anche non essere capito, posso trovare difficoltà, ma l'umiltà
la comunione e l'obbedienza alla Chiesa diventano un segno importante di testimonianza cristiana. E credo che a questo siamo chiamati un po' tutti, anche Esatto. i laici. Esatto. Grazie Don Bucolo, grazie Marilena davvero, in bocca al lupo per questa associazione. Abbiamo scoperto Suor Chiara Di Mauro, così tanti avranno modo anche di conoscere la vita di questa monaca definita ai suoi tempi santa, per la quale sono in tanti a chiedere che venga aperto un processo di beatificazione. Grazie a voi che ci avete seguito fin qui, alla prossima.